Dice no alle grandi opere, supporta l'idea di garantire un reddito a tutti e sollecita un grande intervento pubblico in grado di dare nuova occupazione. Si presenta così alle prossime elezioni regionali la lista Solidarietà, Ambiente, Lavoro. Roberto Bonaldi. Si definisce una forza che appartiene alla sinistra radicale e alternativa. La lista Solidarietà, Ambiente e Lavoro concorre alla corsa per le elezioni regionali, consapevole che per chi partecipa da solo c'è lo scalino del 3% dei voti da superare, ma, evidenzia il candidato alla presidenza della regione Paolo Benvenu, l'obiettivo è dare rilievo a temi che altrimenti sarebbero oscurati. Sostenuta da Rifondazione Comunista e da indipendenti, la realtà politica ha detto no a un supporto alla lista Veneto Ecologia della sfidante Patrizia Bartelle. Ci siamo trovati di fronte a un gruppo politico che aveva come unico interesse a fare una lista però senza i contenuti della partecipazione e della democrazia. Solidarietà, Ambiente, Lavoro evidenzia no alle grandi opere, garanzia di un reddito, un grande intervento pubblico in grado di dare una nuova occupazione e ancora autonomia a livello dei comuni, diversa da quella differenziata e che porta la lista a non appoggiare neppure Arturo Lorenzoni, candidato alle regionali per il PD. Il PD ha sostenuto la proposta di Zaia, noi eravamo assolutamente contrari, siamo contrarissimi e riteniamo che su questo terreno bisogna fare una battaglia molto dura.